Dall'ANAS abbiamo avuto conferma che con il nuovo contratto che riguarda la regione siciliana, la Sicilia è diventato intanto uno degli 8 dipartimenti d'Italia, quindi c'è una particolare attenzione verso la regione siciliana e soprattutto ci sono 3 miliardi, oltre 3 miliardi di investimenti che riguarderanno proprio la Sicilia. Di questi buona parte sono assegnati alle manutenzioni, altre anche ad investimenti che riguardano proprio la Palermo-Agrigento, nello specifico il bivio di Tumarrano di Cammarata e il bivio Manganaro. Quindi contiamo di migliorare la viabilità di questa strada nei prossimi mesi. Ovviamente staremo col fiato sul collo all'ANAS, come è giusto che sia, nell'interesse dei siciliani. E ovviamente non potevamo non parlare anche di Agrigento città, interessata da diversi lavori, oltre al viadotto Petruso da ricostruire, anche il tema del viadotto Morandi, che sappiamo che ha anche aizzato un dibattito in città. Qualcuno si chiede se è necessario o è opportuno che venga ristrutturato un viadotto che è stato tanto contestato, se piuttosto non si possano trovare soluzioni alternative. L'ANAS ha in effetti avviato un iter che porti alla gara per la ristrutturazione di questo viadotto, che comporterebbe una spesa di oltre 30 milioni di euro, ma se arrivano sollecitazioni diverse da questa commissione e dagli enti locali si possono anche avviare soluzioni alternative, per cui abbiamo immaginato nelle prossime settimane un'audizione che coinvolga il Comune di Agrigento e la Soprintendenza di Agrigento per vedere se è più opportuno e anche magari più economico e meno invasivo scegliere soluzioni alternative a un viadotto che è sempre stato molto contestato agli agrigentini.